Buon pomeriggio, bentrovati. La copertina di Francesca De Andreis per fotografare quello che è lo stato d'emergenza che è stato poi dichiarato venerdì dal Consiglio dei Ministri, chiesto proprio dalla Regione Calabria, un'emergenza però, quella della sanità, che in Calabria va avanti veramente da troppo tempo, ricordiamolo, una regione commissariata ormai dal 2010. Questo stato d'emergenza riguarda la costruzione di ospedali che mancano, tra l'altro che dovevano sorgere in base a un protocollo che è stato firmato, pensate, nel 2007. Allora, buon pomeriggio Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute alla Camera, grazie di essere collegato con noi. C'è anche, e fra poco andiamo da lui, il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, sempre collegato, e buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Sindaco, allora vorrei andare intanto dal Presidente Cappellacci. Allora, la situazione che riguarda questa regione, la regione Calabria, non dovremmo forse, Presidente, vediamo se lei concorda, sentirla troppo distante da quello che accade nelle altre regioni, che dovrebbe diventare, voglio dire, un problema davvero nazionale, anche perché se non interviene lo Stato, ma non soltanto in termini di commissariamenti, ma proprio in termini quasi, vorrei dire, culturali, probabilmente non si uscirà mai da questo impasse. In che direzione stiamo andando? Ma guardi, le premetto una cosa, comprendo molto bene la situazione della Calabria e anche lo stato d'animo del Presidente Occhiuto, perché io nel 2010 portai fuori la mia regione Sardegna dal piano di rientro, quindi so cosa significa. E credo che la vera emergenza in Italia, non solo della sanità, sia quella di affrontare delle iniziative, porre rimedio, costruire nuove infrastrutture in tempi normali, in tempi che dovrebbero essere terreni e non lunari. Quindi io comprendo la richiesta del Presidente Occhiuto quando chiede procedure d'emergenza, anzi direi di più, che forse sarebbe stato il caso, per quanto riguarda la riforma della sanità territoriale e il piano nazionale di ripresa e resilienza progettato a suo tempo, di affiancare a quelle risorse anche procedure di emergenza, perché oggi senza le procedure di emergenza è veramente difficile andare avanti. Poi per quanto riguarda la sanità è un problema nazionale. Veniamo da 15 anni di tagli scriterianti, sono 37 miliardi di tagli, chiusure di posti letto, mancata programmazione, non si è capito che stava cambiando la domanda di sanità, si passava da una visione ospedalocentrica a una sanità territoriale che doveva essere rinforzata per l'anzianità della popolazione, per le cronicità che aumentano e che superano le acuzie. Noi siamo al centro di una tempesta perfetta e si sta questo affrontando, certamente stanziando risorse, perché sono state stanziate maggiori risorse e per i prossimi 5 anni ci saranno altri 30 miliardi aggiuntivi, ma anche con le riforme, perché senza le riforme non si va da nessuna parte. Bisogna cambiare i modelli organizzativi, c'è un processo di riforma, come dire, strutturato e molto importante per quanto riguarda le liste d'attesa, c'è un processo di riforma su quelli che sono la programmazione per quanto riguarda i medici, che talvolta non ci sono, ma spesso ci sono in termini di numero di medici pro capite, ma non ci sono nelle specializzazioni in cui servono. Quindi bisogna incentivare le specializzazioni tipo l'area di emergenza-urgenza, tipo la radioterapia piuttosto che l'anatomia patologica, tutte specializzazioni vitali per il sistema e che oggi mancano. Senta, quindi, Presidente, bene. mi scusi se la interrompo, vorrei ripartire Prego. dal punto che aveva detto in premessa. Lei ha detto che capisce lo stato d'animo di Occhiuto perché lei ha portato la sua regione fuori da un'emergenza. Pensa che magari in Calabria ci sia un cancro che è più difficile curare, che ci siano delle criticità maggiori? Ripeto, parliamo di una regione che è commissariata dal 2010, dove avete visto nelle immagini, ha visto anche lei, nelle immagini di copertina, ci sono strutture totalmente fatiscenti, milioni, miliardi di risorse pubbliche che sono andate totalmente disperse proprio negli anni e nonostante tutti i commissari che si sono succeduti.
Ma sì, se noi ci siamo trovati a livello nazionale al centro di una tempesta perfetta, Roberto Occhiuto si è trovato al centro di ben più di una tempesta, direi di un maremoto. Quelle immagini sono molto chiare, parlano molto chiaro. Io ho visto quello che è stato fatto è già tanto. Ricordiamo che per esempio nell'ultima rilevazione dei LEA la Calabria ha mostrato segni di miglioramento. Si è incominciato a investire in nuove infrastrutture, però bisogna, come dire, prendere atto del fatto che la situazione non è grave, è gravissima, e quindi questo certamente deve far riflettere anche rispetto al passato, ma deve come dire, portare tutti a un cambio di rotta immediato, e mi pare che l'amministrazione regionale l'abbia capito e stia andando esattamente in questa direzione. Rispetto a questo stato d'emergenza, servirà a questo punto un commissario? È così? E la nomina di questo commissario potrebbe ricadere ancora una Assoluta, volta su Occhiuto? Assolutamente sì, serve un commissario, ed è credo la cosa più naturale di questo mondo che ricada sul Presidente della Regione. Io insomma sono stato commissario governativo per la realizzazione di grandi opere in Sardegna, e direi che avere una visione globale come dire, ed essere al centro della programmazione, dell'operatività è fondamentale, ed è un valore aggiunto che sia il Presidente della Regione ad esserlo. Allora, avete visto più volte inquadrato il sindaco di Palmi, buon pomeriggio anche a lei. Allora, perché Palmi? Perché lì doveva sorgere uno dei 4 ospedali, il cui protocollo, ripeto, è stato firmato nel 2007, ma sindaco mi dica poi se è così intanto, e come mai ancora siamo così in ritardo? Buon pomeriggio nuovamente a tutti voi. Sì, siamo praticamente tornati al 2007. Era infatti il 2007 l'anno in cui il governo deliberò lo stato di emergenza sanitaria per la regione Calabria e decise di edificare 4 nuovi ospedali. Se quello di Vibo, della Cibaricide, i cantieri diciamo, lavorano a pieno regime, ma in ritardo, qui a Palmi da 17 anni e oltre non è stata ancora posta la prima pietra, per tutta una serie di lungaggini tecniche e burocratiche che oggi forse pare volgere al termine. Di fatto registriamo dopo 17 anni che ancora non sono avviati i lavori, e il paradosso è che non si è realizzato un ospedale qui in Calabria, qui a Palmi, nella piana di Gioia Tauro, che vanta un deserto rispetto all'offerta sanitaria, in una regione che spende di contro 300 milioni per migrazione sanitaria, cioè per rimborsare le regioni del nord che accolgono i nostri concittadini calabresi che vanno a curarsi fuori. Qui, dicevo, dopo una serie di lungaggini, di burocrazia, maledetta burocrazia in questo caso, il governatore Occhiuto, secondo me, con una giusta intuizione, ha richiesto questa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che è di fatto il presupposto giuridico perché gli vengano accordati nuovi e speciali poteri, proprio per come dire, sbrogliare la matassa e far finalmente partire i lavori. In estremo ritardo sicuramente, però pare che l'avvio dei lavori sia vicino. Mi consenta di dire però, come si accennava prima, che la situazione sanitaria in Calabria è drammatica non solo appunto rispetto alla rete ospedaliera, ma anche a quella che oggi viene ridefinita medicina territoriale, perché mancano le guardie mediche, mancano gli anestesisti. Abbiamo il qui vicino ospedale di Polistena, che è l'unico SPOC che sta praticamente scoppiando perché assorbe un bacino di oltre 150.000 abitanti, che ha un solo anestesista. L'altro ospedale è il Giuniti di Reggio Calabria. Questo dà l'idea veramente della situazione emergenziale in cui versa la Calabria, che negli anni ha visto solo tagli su tagli, riduzioni, e ciò è paradossale, ripeto, se pensiamo che il governo, per esempio, si prende il lusso di investire quasi 1 miliardo di euro per deportare dei migranti o provare a deportare dei migranti in Albania, e qui siamo senza un medico di base, nonostante anche alcune statuizioni giudiziarie. Sindaco, mi scusi, ci faccia capire, oggi se ci si ammala nel suo comune si deve andare dove e quanto dista l'ospedale? Abbiamo un pronto soccorso che è a meno di 10 km, che è a Gioia Tauro, che però ahimè non è a pieno regime, quindi o si va a Polistena, che è a circa 30 km, nell'area quasi ionica, è sempre piana ma andando verso la Ionica, oppure a Reggio Calabria, sono oltre 40 km. Il problema è che questi due poli ospedalieri devono coprire la richiesta, la domanda di salute di quasi 500.000 persone, se sommiamo la Piana e Reggio Calabria città.
e quando anche sarà realizzato, o meglio, quando sarà realizzato l'ospedale qui a Palmi, sommando i posti letti previsti, l'ospedale di Palmi e l'ospedale della vicina Polistena, comunque non riusciremo a garantire i posti previsti dalla legge, che il 15 richiede 5 posti per 1000 abitanti. No, allora Questo scusi sindaco, quindi dato... stiamo, cioè, allora, se ho capito bene stiamo dicendo che è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ora chiederò anche al presidente Cappellacci perché Sì. si velocizzi sulla costruzione di questi 4 ospedali che, ripeto, mancano da 17 anni, o meglio il progetto iniziale da 17 anni, quando a Palmi ci sarà l'ospedale nemmeno sarà abbastanza? Esatto, sicuramente sarà una grandissima boccata d'ossigeno, ovviamente, ma comunque, attenendoci ai criteri e ai requisiti previsti dalla legge, non garantiremmo i posti necessari previsti dalla normativa vigente. Allora, presidente Perché Cappellacci, questo insomma credo che diventerà un grossissimo problema anche del presidente Occhiuto o di un eventuale commissario, e dovrebbe essere un problema anche a Roma, voglio dire, perché praticamente stiamo investendo altri soldi su ospedali e su un piano che comunque andrà rivisto. Forse non è meglio rivederlo fin da adesso? No, ma attenzione, il presidente Occhiuto ha chiesto lo stato d'emergenza proprio perché i progetti che sono oggi sui tavoli, che risalgono a quell'emergenza di cui avete parlato, che non si è realizzata, sono vetusti, vanno aggiornati sul piano tecnico, sanitario ed anche economico. Poi l'altro problema è la mancanza di personale sanitario, che è un problema diffuso perché, come dicevo prima, c'è stata una mancata programmazione. Oggi stiamo cercando di risolvere come? Abbiamo annullato il test di ingresso a medicina, ma è chiaro che gli effetti si vedranno nel tempo. Nel frattempo la Regione Calabria, il presidente Occhiuto, è riuscito ad arruolare 3.500 tra medici e infermieri, ha dovuto addirittura oltre 300 medici portarli da Cuba e un'altra ottantina che so che sono in arrivo. Quindi si sta oggettivamente facendo tutto il possibile. Sul piano della sanità territoriale la Regione mi risulta che abbia fatto un grande investimento sul CUP, sul centro unico di prenotazione, per abbattere le liste d'attesa, un investimento per rafforzare l'assistenza domiciliare. Quindi è chiaro però che quando partiamo da una situazione tragica, realmente tragica, di grande emergenza, i risultati non possono arrivare certamente con un colpo di bacchetta magica, serve tanto lavoro, tanto impegno, ma soprattutto le idee chiare. E in questo caso specifico, come mi pare che abbia riconosciuto anche il primo cittadino di Palmi, finalmente si vedono dei passi mossi nella giusta direzione. Allora, visto che lei proprio, Cappellacci, faceva riferimento poi al problema annoso anche della medicina di emergenza-urgenza, naturalmente restiamo in Calabria. Buon pomeriggio ad Antonio Graziano, che è il direttore generale dell'ASP di Cosenza, è collegato con noi, eccolo. Allora, direttore, lì rispetto alla questione degli ospedali si è fatto di più, mentre sul fronte della medicina di emergenza-urgenza rimane un grosso handicap. Buongiorno ai telespettatori. Sì, si è fatto molto di più. Abbiamo un ospedale, quello della Sibaritide, che grazie anche all'impegno notevole del Presidente sin dal suo insediamento è in fase di avanzata realizzazione. I lavori sono previsti, la consegna dei lavori è prevista per ottobre dell'anno prossimo, quindi fra 1 anno e mezzo. Questo ospedale, diciamo, solleverà anche le sorti di quel territorio, del territorio dello Ionio, che è inserito in un contesto infrastrutturale statale 106, dove è necessario anche lì dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini, soprattutto nelle acuzie, perché è lì il problema. Sul territorio noi abbiamo potenziato l'offerta, parlava il Presidente che mi ha preceduto poc'anzi, di assistenza domiciliare. Sì, abbiamo raggiunto i target previsti nel piano nazionale di resilienza. L'anno scorso li raggiungeremo molto probabilmente anche quest'anno. Abbiamo potenziato l'attività anche di medicina territoriale grazie a una sinergia virtuosa con i medici di famiglia nell'ambito delle AFT, per cui in questi ambulatori che nascono appunto dalla messa in campo di condivisione tra i medici di famiglia di personale, tecnologie e personale infermieristico, riusciremo a realizzare anche la risposta alla trattazione di quei codici bianchi che, ahimè, poi vanno ad ingolfare, vanno a congestionare il pronto soccorso con quello che noi sappiamo,
in termini anche di mancata appropriatezza dei ricoveri, di attese infinite in questi luoghi. Però, direttore, al momento il la situazione nel territorio di sua competenza è ancora critica rispetto alla mancanza di medici, la mancanza di reparti. Cioè, secondo lei ha elencato una serie di situazioni che stanno andando, mi pare di capire, in via di risoluzione, ma lei pensa che un cittadino, un residente nella regione si senta al sicuro nel momento in cui si ammala? Guardi, la carenza dei medici è un problema che va oltre il confine regionale, come diceva il Presidente che mi ha preceduto. Noi abbiamo fatto di tutto per reperire risorse. Ci fu un concorso, il primo concorso che consentì l'entrata nel servizio sanitario nazionale di medici che non avevano la specializzazione nel servizio nel settore dell'emergenza urgenza. Ebbene, noi quel concorso l'abbiamo fatto per prima, abbiamo stabilizzato molti medici. Mancano i medici, sì, ma quelli che ci sono stanno lavorando, stiamo cercando di attrezzare meglio gli ambulatori con i cosiddetti device intelligenti, quindi riusciremo da qui a breve ad avere degli ambulatori virtuali che consentiranno a infermieri formati, abbiamo iniziato i corsi di formazione, di poter gestire i pazienti, soprattutto mi riferisco alle reti tempo dipendenti, ovvero sia infarto, ictus, patologie e traumi, di gestire il remoto. Quindi sulla telecardiologia siamo una regione di eccellenza, nel senso che è da 15 anni che facciamo telecardiologia, soprattutto nella Spiricosense, con oltre 1 milione di ECG refertati. Sì, il problema c'è un problema di medici, c'è un problema di macerie che abbiamo ereditato. Guardi, questa azienda, questa regione era senza bilanci, se ben si ricorda. La mia azienda non aveva un bilancio, non ha mai avuto un bilancio, la stessa cosa Reggio Calabria. Era la sanità dai conti orali, come diceva il Presidente. Siamo riusciti a renderla normale questa regione, perché se non si hanno i bilanci, se non si ha contezza delle risorse che si hanno, nessuna programmazione, nessuna pianificazione va fatta. Nel campo dell'emergenza urgenza, vi dico, abbiamo potenziato il sistema di risoccorso. Stiamo da qui a breve partiranno le prime di superficie a decollere da atterraggio notturno, che consentirà a comunità che esistono dei centri accomunati di poter avere una risposta in caso di grandi emergenze. Abbiamo potenziato le PET, le postazioni di emergenza territoriale in territori. Stiamo facendo tanto, 90 nuove ambulanze, 40 automediche, ci stiamo attrezzando. Grazie al Presidente, all'idea del Presidente di far venire qui in Calabria i medici cubani, abbiamo normalizzata la situazione del pronto soccorso. Oggi ogni pronto soccorso, io ho 10 pronto soccorso nella mia azienda, è dotato di personale medico sufficiente, e quando io mi sono insediato ogni pronto soccorso aveva 2-3 unità mediche, cioè si stavano per chiudere. Quindi voglio dire, un grande lavoro, una grande inversione di tendenze si sta facendo grazie a questa nuova amministrazione. Ma secondo lei, scusi, nel momento in cui c'è questo nuovo stato d'emergenza e comunque persistono alcune criticità, qual è la prima richiesta, la priorità, insomma, secondo lei, da cui ripartire? Naturalmente per il momento parlo del territorio di sua competenza. Ma guardi, il territorio di mia competenza, il problema è sempre lo stesso. Noi ci auguriamo di avere queste risorse, queste tecnologie, questi device che dovrebbero arrivare da qui a breve, e i medici, guardi, mancano anestesisti, mancano medici dell'emergenza urgenza, anche se abbiamo un po' compensato, ma questo è un problema un po' più grave, perché le borse di specializzazione, come ben sappiamo, vanno deserte. Il 70% dei posti di emergenza urgenza non è assolutamente preso in considerazione dai medici. È vero che è un problema nazionale, è vero anche, come diceva il sindaco Di Palmi, che poi c'è tutto quel turismo, purtroppo, un triste turismo di persone che vanno via dalla Calabria, sono costrette ad andare via dalla Calabria. Ricordiamo soprattutto i malati oncologici, i bambini, perché in Calabria non riescono ad avere le cure. Quindi ecco, c'è un problema forse maggiore, purtroppo, guardi, in questa regione. Chiedo scusa, io nella mia azienda c'è un problema anche di figure apicali, perché la sanità diventa attrattiva se ci sono professionisti validi, riconosciuti e percepiti dai cittadini. Io ho assunto 15 nuovi primari, fra cui anche 2 ottimi chirurghi che hanno invertito il trend sulla mobilità. Abbiamo liste d'attesa nella chirurgia e in ambulatori fermi. Stiamo lavorando sui medici di medicina generale. I medici, quando mi sono insediato, molti medici raggiungevano gli obiettivi, o meglio, dicevano di raggiungerli con un'autodichiarazione. Ho fatto una delibera e ho certificato
che gli obiettivi si raggiungono in base a quello che si fa, in base a dei report, in base a indicatori. I medici di famiglia li abbiamo dalla nostra parte, negli screening, nella trattazione dei codici bianchi. Sta cambiando molto e ripeto, è un discorso che non si potrà realizzare in breve tempo, ma nel frattempo le urgenze le garantiamo. Ci sono i pronto soccorso con i medici, i professionisti che lavorano, c'è il soccorso, c'è una medicina territoriale. Chiaro, E da state qui a lavorando breve per dovranno... migliorare la situazione. Grazie. Esatto, stiamo lavorando in un contesto molto difficile, come diceva il Presidente. Cioè, è un contesto difficile dove non si fanno miracoli in 1 o 2 anni. È il clima, la sensibilità che sta cambiando. Grazie, grazie direttore Graziano. Presidente a lei, Cappellacci, grazie. torno da lei. Il direttore sanitario, direttore generale, scusatemi, ha utilizzato questo termine, non c'erano neanche i bilanci, abbiamo reso questa regione, naturalmente faceva riferimento alla sua azienda sanitaria, normale. Ecco, parlare di normalità effettivamente in Calabria è particolare, ma probabilmente è così per quanto riguarda la sanità. Anche la sua commissione può riaprire un tavolo, può fare qualcosa? Ma guardi, noi abbiamo fatto già 2 indagini conoscitive, una sull'emergenza e urgenza e torna perfettamente rispetto a quello che diceva il direttore Graziano. Quello che è emerso è che oggi i problemi principali nascono dalla carenza sulla sanità territoriale, dalla mancanza di medici, sono oltre 5.000 i medici che mancano nell'area di emergenza e urgenza, e dalla mancanza di posti letto, cioè il famoso boarding, le persone che dal pronto soccorso, quelli non i codici bianchi, quelli che hanno realmente problemi, devono andare poi ai posti letto, non ci sono i posti per ricoverarli. Quindi tutto quello che sta facendo in Calabria va in quella direzione. Poi è evidente che quando si parte da situazioni così drammatiche dove non ci sono neanche i conti, insomma mi sembra che siano situazioni non da paese civile, lunari. Noi adesso stiamo facendo l'altra indagine, quella sulle pressioni sanitarie. Io credo che si possa integrare l'azione politica, l'azione istituzionale nazionale con quella regionale per andare a coglierli questi risultati. Naturalmente la Commissione è a totale disposizione dei territori, delle regioni, per approfondire anche ulteriori problematiche. Allora, Sindaco, torno da lei. Lei prima ha detto che comunque diciamo, il lavoro di Occhiuto non è andato male finora, si stava andando nella giusta direzione e valuta positivamente l'ipotesi per cui potrebbe essere nominato lui commissario. Pensa debba essere un'altra figura? Assolutamente sì, no, credo che debba ricadere sulla figura del presidente Occhiuto il ruolo, diciamo, il mandato commissariale, e credo sia una giusta sua intenzione, anche perché come sempre ha fatto il suo insediamento, glielo riconosco, sa e vuole assumersi appieno le responsabilità che lo riguardano, anche perché da un lato è vero, nessuno vuole mettere in dubbio, come dire, le azioni messe in campo dal governatore Occhiuto, anche riconosciute, anche quella di avvalerci dei professionisti cubani, seppur per un tempo determinato, ricordiamolo, questa collaborazione è destinata a finire, ma definire la situazione sanitaria della Calabria normale non è. Basta chiedere a qualsiasi cittadino di qualsiasi estrazione come in qualche condizione versa la sanità e ci darà un responso. Solo ieri un mio caro amico mi ha raccontato che dopo 3 giorni con un'emorragia interna al pronto soccorso di Polistena è riuscito a ottenere un posto per il ricovero. Questa non può definirsi una situazione normale, quindi mi auguro che e confido anche nella determinazione che gli riconosco del governatore, non solo si avviino i lavori, ma subito si sposti l'attenzione sul personale, perché quando anche con un miracolo in 2 o 3 anni avessimo l'ospedale pronto, comunque avremo il problema del personale, dell'attrezzatura, dei medici, dei paramedici. Quindi già da subito, al di là della costruzione dei nuovi ospedali, occorre muoversi per dotarci di personale, perché se poi mancano le guardie mediche, mancano gli anestesisti, non si sa a chi rivolgersi, come dico spesso, non si muore più per mala sanità, come un tempo avveniva in Calabria, ma si muore, ahimè, per mancanza di sanità. Quindi occorre rendere incentivanti, come dire, la possibilità di venire a lavorare in Calabria, perché mancano medici. Allora, grazie Sindaco, grazie Presidente Cappellacci Grazie per a il voi. vostro intervento e speriamo